un evento organizzato proprio a scopo benefico. I beneficiari del nostro lavoro sono i frati cappuccini che operano in Libano, nel sud del Libano, dove c'è la guerra in questo momento. Io sono la titolare del ristorante La Muchacha. Qui oggi abbiamo tenuto chiuso il ristorante per venire a prestare servizio qui, quindi ecco, siamo qui proprio per cercare di raccogliere dei fondi per aiutare e dare un sostegno ai frati che stanno operando in guerra, dove veramente la situazione è particolarmente critica. Padre Claudio adesso vi darà insomma dei dettagli un po' più dettagliati. Diciamo. Esatto. Padre Claudio, è una serata per la beneficenza ed è una cosa importante che ci si muova in questo, no? Vi parlo di una situazione poco conosciuta, nel senso che noi abbiamo una situazione molto delicatissima, superlativo spropositato, che riguarda soprattutto il sud del Libano. Sud del Libano bersagliato dalla guerra israelo-palestinese e israelo-libanese. Lì abbiamo 4 conventi noi in quella zona lì, 4 conventi con 29 frati distribuiti nei 4 conventi, 3 parrocchie e 2 scuole in quella zona lì. E però abbiamo un sacco di gente sfollata sia dal Libano ma anche dal nord di Israele che si è buttata di là e sta affollando i conventi. E dall'ultima guerra, quindi questa in atto, dal 23 ottobre del 23, siamo di fatto con oltre 1000 morti e migliaia di sfollati. Quindi i nostri conventi sono presi di mira perché possono offrire un tetto, un pasto, quando arrivano anche dei medicinali, coperte, tende, perché i nostri chiostri praticamente sono pieni di tende per dare un tetto a questa gente. E questa gente proprio ha perso tutto, ha perso le case, oltre ai 1000 morti che dicevo prima, ma anche ha perso la speranza di vita, quindi si è rifugiata nei conventi, rimane lì praticamente da mesi ormai. Quindi questo modulo lo potranno trovare, immagino, C'è tutto quel codice IBAN da inviare, sì. Io ho sottolineato alcune cose che mi interessavano, ma poi la lascerò qui per la compilazione, oppure se possono fare una foto poi posso mandare via. Riuscire a creare momenti come questo ci fa anche tornare un po' coi piedi per terra, ricordarci che anche se noi stiamo bene ci sono tante persone in difficoltà, queste persone poi hanno bisogno di trovare una rete di solidarietà e questa rete di solidarietà in questo caso nella contribuzione che diamo oggi ricade sui frati che fanno un grandissimo lavoro non solo lì ma fanno un grandissimo lavoro in tutto il mondo, però poter in questo momento dare anche un piccolo segnale che magari non è la soluzione sicuramente dei problemi, però segnale di attenzione che deve sollevare anche rispetto all'opinione pubblica questo senso di solidarietà verso chi, ripeto, è in difficoltà. Tante volte nella vita comune ci lamentiamo, ma non ci ricordiamo che ci sono parti del mondo dove veramente anche la vita quotidiana è negata.